Tutto pronto per la sesta corsa della serata, il centrale premio Fattoria Nicolucci, l'ultima prova del Tommaso Grassi Award, la prova che deciderà chi saranno i finalisti al momento. Ferdinando Pinopoli e Manuel Pistone, i primi due in classifica. L'1 Dina Griff, 2 Diabolic DVS, 3 Corcovado, 4 Demone dei 25 Dakota Grimm, 7 Cresori Zayati RGF, 8 Brigitte Rock, 9 Brest dei Greppi, 10 Ziguli dei Greppi. Macchina che accelera, 1, 2, 3, andati. Dakota Grimm prova a sorprendere Demone dei Venti, mette qualcosa avanti al rivale che però rientra con ottimo scatto dietro la macchina. E così Demone al comando e Dakota che si deve adeguare in seconda posizione. Numero Sono partiti 7 fortissimo per i primi 100 metri, ora però Demone dei Venti può provare subito a riprendere in mano. All'esterno c'è già Ziguli dei Greppi. 14,2 il lancio da parte di Demone dei Venti che è al comando e precede Dakota Grimm. All'esterno Ziguli dei Greppi, poi Brest dei Greppi in seconda pariglia. La terza posizione in corda è per Corcovado che segue Dakota Grimm, quarta di dentro Dina Griff. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, con Demone dei Venti che non riprende del tutto in mano, mantiene ritmo discreto per il momento, anche perché l'avversario ha dichiarato, ovvero Ziguli dei Greppi, è allo scoperto, un po' dovrà fargliela pesare. 45,4 con una frazione di rifiato sulla curva, Demone dei Venti in vantaggio, Ziguli che accompagna all'esterno, è apparigliata completamente a Dakota Grimm che è secondo in corda, poi Corcovado con accanto Brest dei Greppi, quindi Dina Griff e Brigitte Rock alla retroguardia Diabolic DVS. 1 minuto e 4 decimi per i primi 800 metri di corsa, in vantaggio Demone dei Venti, all'esterno sempre Ziguli dei Greppi, in corda rimane Diabolic DVS, poi Corcovado non cambia nulla al chilometro in 1,15,4 con Demone dei Venti che è in vantaggio. Dakota Grimm sempre nella sua scia. All'esterno Ziguli dei Greppi prova la mossa dall'ultima posizione, Diabolic DVS a 400 metri alla conclusione, 13,9 la retta di là, accelera in maniera decisa Demone dei Venti che prova a liberarsi di Dakota Grimm e di Ziguli dei Greppi che progredisce all'esterno quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. In vantaggio Demone dei Venti, Dakota Grimm che si prepara per l'open stretch, al largo Ziguli, Demone in vantaggio, Dakota che rimonta di dentro, Demone dei Venti che è in vantaggio, Demone dei Venti che porta a casa il successo nei confronti di Dakota Grimm. Al terzo finisce Ziguli dei Greppi, poi al quarto porta qualche punto prezioso Dina Griff che arriva a non correre 28,5 ad arrivare, 1,13,5 ragguaglio cronometrico per il successo in cost to cost di Demone dei Venti, Vincenzo D'Alessandro Junior, Gennaro Casillo per Manuele Casillo alla proprietà del 5 anni da Mago d'Amore che si impone in cost to cost respingendo al via Dakota Grimm che poi si deve accontentare del secondo. Al terzo Ziguli dei Greppi, al quarto finisce di dentro ancora Dina Griff a battere Corcovado. Il successo e i 10 punti vanno a Vincenzo D'Alessandro che si porta così a 17 punti e arriva ad insidiare la vetta della classifica. Ferdinando Pinopoli con il quintino potrebbe essersi ancora salvato per il primo posto, e poi Manuel Pistone con Dina Griff che qui coglie il quarto.